Io più che modello Genova parlerei di modello Passante, perché questo modello è stato utilizzato prima nel Passante, poi nella Pedemontana e poi a Genova. Comunque, per fare un po' di tifo per il Veneto direi il modello Passante. Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, commissario della Pedemontana e già commissario del Passante, lo rivendica con orgoglio. Per accelerare i tempi anche la Via del Mare avrebbe bisogno di una figura in grado di prendere decisioni veloci al fine di bypassare l'italica burocrazia. Il messaggio arriva a poche ore dall'ok del CIPE al project financing per il collegamento di Meolo con Jesolo. Beh, è un grande passo in avanti perché vuol dire che riprende l'attività del project appunto di realizzazione della cosiddetta Meolo-Jesolo, cioè di una nuova viabilità autostradale verso il mare, verso Jesolo. Jesolo che dalla mattinata, come raccontano queste immagini, è stato preso d'assalto, code dal sapore ferragostano che se da un lato fanno respirare gli operatori, dall'altro ripropongono i vecchi nodi della viabilità. E la partita è anche politica con i consiglieri Dem Bruno Pigozzo e Francesca Zottis che chiedono alla giunta Zaia di dimostrare la sostenibilità di un progetto datato 13 anni. Pressing anche del senatore Ferrazzi che chiede la convocazione della conferenza dei sindaci per la stesura di un master plan.